Che cosa hanno in comune Briatore e i pastori? Siamo uguali, lavoriamo tanto e siamo concentrati sul lavoro che facciamo. Non siamo a Portocervo, ma in un ovile della Barbagia. Da qui la Costa Smeralda è molto lontana, quasi 2 ore di strada e una differenza economica infinita. Flavio Briatore corre in soccorso dei pastori sardi, alle prese col prezzo del latte sempre in discesa e un mercato che ancora non è diventato forte. Il patron del Billionaire si offre come testimonial e un pranzo in campagna è l'occasione per una lezione di marketing. Prima devono mettersi tutti quanti d'accordo, che non mi sembra la cosa più facile del mondo. Secondo, devono unirsi a un marchio, questo marchio deve produrre un formaggio che io suggerisco biologico, in cui si vede la potenzialità di questo prodotto, no? Qui le pecore sono fuori, però se queste pecore, questo latte qui, va a mischiarsi col pecorino romano, il valore aggiunto di questi signori qui finisce. La presenza qua oggi è anche un modo di riconciliarsi dopo le polemiche legate ai sardi vogliono fare con i pastori. No, assolutamente, io sono detto che la cultura sarda non è turismo, la cultura sarda per anni è stata la pastorizia, ho detto che per fare turismo ci vogliono delle situazioni diverse, ci vogliono degli imprenditori che capiscono il turismo. Tra le colline verdi e le greggi al pascolo, Briatore parla di marchi e strategie di comunicazione. Nel miracolo del pecorino venduto ai più ricchi del mondo, i pastori già credono. Un pecorino sardo lo salverà Briatore? Speriamo di sì, è venuto con questi intenti, vediamo cosa riusciamo a fare noi, cosa riusciamo a presentarli e vediamo se ci porta i canali commerciali giusti. Ma il vostro sogno è al Billionaire, champagne e pecorino? Il nostro sogno non è al Billionaire, champagne e pecorino, il nostro sogno è riuscire a realizzarci nel nostro lavoro, riuscire proprio a vedere il nostro prodotto remunerato. Poi non me ne frega a me se lo propongono al Billionaire, se lo propongono alla Portocervo, se lo propongono a Dubai. Il mio interesse è quello e basta.